Sindaco, quanto è importante oggi presentare questo servizio, quest'app per i cittadini da parte del Comune di Agrigento? Sì, oggi presentiamo proprio questa applicazione Agrigento, è importante perché è un mezzo anche per avvicinare, per proprio creare una comunione tra l'amministrazione comunale e l'intera città, tutti i cittadini, ed è anche utile per i turisti. E chi si scaricherà quest'app avrà delle notifiche, ci saranno dei messaggi su quello che succede in città, anche sui vari disservizi e ogni cittadino può anche segnalare qualcosa che non fa, qualche richiesta. È sempre utile proprio per migliorare la vivibilità agrigentina, è utile anche per i commercianti, per gli imprenditori, per i turisti. Ci saranno gli itinerari turistici, si possono visitare finalmente per chi viene da fuori i vari monumenti. Penso che sia un'innovazione importante per la nostra Agrigento. L'utilizzazione sarà gratuita, Sindaco? Sì, è assolutamente gratuita, si può scaricare. Agrigento se ha un sistema Android, oppure Città di Agrigento invece se ha un sistema Apple. Assessore Marco Pullo, oggi qui al Collegio dei Filippini si presenta la nuova app del Comune di Agrigento. In cosa consiste e quali servizi potranno usufruire i nostri concittadini? Un nuovo strumento che finalmente anche ad Agrigento arriva. L'amministrazione comunale è lieta di comunicare a tutta la cittadinanza, e non solo, perché è uno strumento molto dedicato ai turisti, la nuova applicazione, un'app Agrigento Comune Digital. È uno strumento innovativo, è uno strumento dove all'interno tutti i cittadini che si vorrebbero, diciamo così, registrare e collegare potranno trovare una miriade di servizi legati a che cosa? Legati alle informazioni, legati alle situazioni anche emergenziali, legati alle segnalazioni, legati a quello che è il mondo della cultura, dello spettacolo, del turismo, gli eventi in città, cioè uno strumento tascabile a portata di cellulare, perché è possibile scaricarlo su App Store e su Play Store, quindi sui due importanti, diciamo così, strumenti di collegamento dei cellulari, e quindi finalmente Agrigento si dota di questo strumento, ed è quella diciamo, prospettiva che il Comune di Agrigento e l'assessorato ai servizi digitali diretto da me si è prefissato sin dal primo momento, e che a piccoli passi stiamo cercando di andare verso l'innovazione. E quindi anche oggi saremo nella opportunità, già da domani ci sarà anche il nuovo sito del Comune di Agrigento, la nuova impostazione secondo quelle che sono le linee del Ministero dell'Innovazione Tecnologica, e quindi andiamo verso questa direzione, la direzione dell'innovazione e la direzione del digitale, che è il futuro. Ecco, l'app sarà accessibile liberamente da tutti o ci vuole un accredito, delle credenziali, non so, tipo lo SPID? No, l'app è accessibile a tutti, basta collegarsi direttamente scaricando l'applicazione sul cellulare, si fa una registrazione quando un utente vorrà fare determinate operazioni, come ad esempio le segnalazioni, che diventano un qualcosa di importante, oppure liberamente l'accesso libero senza bisogno di registrazione, accedendo a tutti quelli che sono i servizi, cioè ad esempio voglio sapere il museo ad Agrigento se è aperto o se è chiuso, voglio sapere se il comune è aperto o è chiuso, ma anche ad esempio notizie riguardanti dove si trovano i defibrillatori in città, o notizie riguardanti gli uffici postali aperti, le farmacie di turno, cioè un po' tutto a portata di click. Ecco, lei ha curato questa app, che benefici avranno i cittadini e sostanzialmente come si potrà usare? Sarà difficile, insomma, in questo mondo digitale? Che consigli dare anche a chi ci ascolta? Oggi è solo l'inizio dell'utilizzo di uno strumento che sarà completo e abbraccerà tutto quello che fa l'amministrazione comunale e la città di Agrigento. E quindi un amico in tasca, è un comune che è vicino alle esigenze dei cittadini, per cui sarà un percorso molto importante, molto interessante, che noi vivremo insieme alla città di Agrigento fino ad arrivare ad avere uno strumento utilissimo per i cittadini e per i turisti, anche quelli che parlano altre lingue, perché l'app è prevista multilingue e quindi sarà nel corso del tempo al passo con tutto quello che gli utilizzatori necessitano.